Il Caffè Pedrocchi ha ospitato la conferenza promossa dall'Unione Italiana nell'ambito del progetto Stile Italiano, una rete che coinvolge già 185 imprese tra Veneto, Croazia e Slovenia. L'appuntamento ha unito cultura del gusto, identità italiana e cooperazione economica nell'Adriatico europeo, celebrando anche il 20° anniversario del consolato onorario della Repubblica di Croazia in Veneto, oggi guidato da Nela Zren. Incontro è stato aperto da Marin Corva, presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, e dal vicesindaco Antonio Bressa del comune di Padova. Marin Corva ha sottolineato come Stile Italiano rappresenti un progetto concreto per valorizzare imprese, territorio e identità italiana attraverso una rete moderna capace di creare nuove opportunità tra le due sponde dell'Adriatico, mentre Nela Zren, console onorario della Repubblica di Croazia in Veneto, ha ricordato il percorso lungo e impegnativo della Croazia verso l'integrazione europea e il ruolo del Veneto, legato storicamente alla Croazia da rapporti culturali, economici e umanitari. Protagonista dell'evento il gelato delle Dolomiti, presentato in anteprima da Alberto Pierobon di Creative Menu. Accanto al gelato è stato presentato Biscù, il biscotto al tiramisù della biscotteria veneziana Carmelina di Burano. Andrea Seno ha parlato di un biscotto che vuole raccontare Venezia in modo contemporaneo, valorizzando uno dei dolci italiani più conosciuti nel mondo. Durante l'incontro il coordinatore di Europa Adriatica Nord-Est Vittorio Baroni ha messo in evidenza il percorso sviluppato dopo l'intesa firmata nel 2023 al Teatro La Fenice di Venezia e la successiva Carta di Fiume, affermando che l'Adriatico merita di essere vissuto sempre più come ponte tra comunità, economie e culture. L'incontro si è concluso con Raffaele Ambruoso, amministratore dell'aeroporto Nicelli del Lido di Venezia, che ha rilanciato il progetto dei collegamenti in idrovolante tra le due sponde dell'Adriatico, progetto volto a ricreare una tradizione storica nata a Lussino con le prime rotte civili del Novecento tra Venezia, Trieste e la costa orientale dell'Adriatico.